A Milano al Teatro Bocconi successo per Valentina Giavarini, figlia dell'imprenditore Marcello, presidente Diego Green, il servizio di Gaetano Ravanà. È giovane e bella, ma soprattutto ha il talento, quel talento naturale che è necessario per fare carriera nel mondo del teatro. Non sappiamo se sarà questa la strada che la giovane vuole intraprendere, ma in questo momento possiamo dire che ha le carte in regola per diventare un'attrice con la A maiuscola. Protagonista la licatese Valentina Giovanini, figlia del patron dell'azienda Ego Green, Marcello, che ha incantato il Teatro Bocconi di Milano nello spettacolo La famiglia Adams. Per lei il regista ha ritagliato il ruolo di Mortisia in uno spettacolo organizzato dalla compagnia VLPSA. Insieme a lei ha brillato anche il giovane Sam, che ha saputo interpretare alla perfezione Mel, ed insieme hanno formato una coppia affiatata e pronta per palcoscenici ancora più importanti, anche se il Bocconi di Milano non scherza affatto. Lo stesso Marcello Giavarini e la sua signora hanno assistito allo spettacolo, rimanendo molto orgogliosi di questa figlia che ha dimostrato, malgrado sia ancora giovane, di avere già le ali per spiccare il volo.